chiamavan Gino, veniva da Portocervo, arrivato qui in città, sopra un vagone a letto. Aveva dentro agli occhi lo spirito d'avventura, ma cominciò ben presto ad aver paura, ma cominciò ben presto ad aver paura. Era un conformista, cercava movimento, deluso dal paese e dal collocamento. La lista era lunga e amaro il suo destino. Trascorse molti anni sopra un cuscino, trascorse molti anni sopra un cuscino. Oh, 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 come farò? Tittirirarara, 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 tittiribi down. E oh, 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 come farò? Tittirirarara, 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 tittiribi down. E oh, senza alcun trucco e senza inganni fu assunto a tempo pieno. Magazzini generali. Il padrone era un duro e duro il suo mestiere. Coi soldi che gli dava non arrivava a metà mese. Coi soldi che gli dava non arrivava a metà mese. Oh, 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 come farò? Tittirirarara, 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 tittiribi down. E oh, 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 come farò? Tittirirarara, 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 tittiribi down. E oh, non basta più il lavoro per guadagnare, qui ci vorrebbe un mago per campare. Con 4 soldi 4 tu non puoi mangiare, ma dove cazzo la trovi la forza di lavorare? Ma dove cazzo la trovi la voglia di lavorare? Oh, 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 come farò? Tittirirarara, 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 tittiribi down. E oh, Adriano Spini! Bravo Adriano! Bravo Adriano! Come il titolo era? 4 soldi e 4 soldi e poi. E beh, ti auguriamo di diventare un cantante da 4 milioni di soldi in poi. Allora, com'è l'esperienza Mille Voci, Adriano? Microfono? No, sei a posto? Tranquillo, vai. Allora, l'esperienza Mille Voci è bellissima perché sono venuto l'anno scorso e mi sono trovato benissimo. Di dove sei, Adriano, tu? Saluto tutti quelli di Brescia. Non si sente che sei di Brescia, non si sente. Dalla S sempre. Dalla S, un po' come la nostra bolognese. Bravissima. E mi sono trovato talmente bene che sono tornato quest'anno con 3 canzoni nuove. Bene, allora tornerai nelle prossime puntate. Nelle prossime siamo puntate. contenti. Come mai il titolo di questa canzone? Raccontaci brevemente. Beh, diciamo che questa è una canzone di protesta. Guarda la telecamera. Sì, questa è una canzone di protesta. Il titolo prende proprio dalla storia della canzone, no? 4 soldi e poi. Che diciamo oggi il mondo lavorativo un po' in tanti settori è un po' sfruttato, no? Certo. Un po' c'è lo sfruttamento. E questa canzone è nata così, diciamo, in un periodo che io non prendevo molti soldi, mi sono inventato la storia di un altro, paragonandolo a me, no? Ma sei incredibile, grazie Adriano. Ti aspettiamo in una delle prossime puntate, ok? Okay. Grazie di essere Grazie stato a tutti, con noi. un saluto a Brescia. Ciao tesoro. Ciao.